Intanto come ti chiami? Francesco Galati, della Compagnia delle Serenate. Come si chiama invece lo strumento? Lo strumento è un marranzano, questo li costruisco pure io. Complimenti! Lo costruisco e lo suono. Ma come viene fatto? Quel materiale si Ferro, utilizza? ferro tenero piegato e poi una lamella che provoca la vibrazione. Io la procuro da ferro recuperato, tutto lo costruisco con ferro recuperato. Quindi anche c'è l'arte del riciclo? Soprattutto l'arte del riciclo, soprattutto. E da pezzetti di ferro che si trovano per terra, spazzatura, può nascere appunto un marranzano. Questo è uno strumento classico della nostra Sicilia. È uno strumento fra gli strumenti principi della tradizione siciliana, assieme al friscaletto e al tamburello. Forse un po' oggi si sta perdendo l'utilizzo appunto di questo strumento. Perché oggi siamo bombardati da musica e da mezzi che riproducono la musica e quindi si è persa un po' quella situazione, far vedere al bambino, il bambino che gli stimola quella curiosità per andare poi a imparare quello strumento. Però piano piano, anche grazie ai sistemi di divulgazione, si sta riscoprendo tutta la situazione folcloristica del folklore siciliano. E questo è un bene, Io lo faccio per i poi grandi, sì, ma principalmente per i bambini. Mi piace suonare per i bambini. Faccio uno spettacolo nelle scuole dove faccio rivivere alcuni strumentini in modo da invogliare pure i bambini, perché sono quelli che danno più soddisfazione. L'applauso sì è bello, ma loro hanno poi quella gioia quando vedono un qualcosa, uno strumento, un qualcosa che... Va bene, signora. Allora, dedichiamo l'ultimo brano e anche un saluto a tutti gli amici di Onda TV e Bella Sicilia. Li invitiamo a condividere questo video, ma soprattutto li invitiamo a venire in Sicilia a scoprire le tradizioni siciliane. Ecco, allora, cosa ci dedichi? Marranzanata del mio paese, Longi. Ah. Bravissimo! Ma una curiosità, come si suona? Ecco, perché come si suona questo strumento? Si tiene in mezzo ai denti, non mordendolo, ma appoggiandolo tra l'arcata superiore dei denti e l'arcata inferiore. E questa lamella, provocando la vibrazione, crea una specie di vuoto, immette e vuota l'aria dentro la bocca che fa da cassa armonica. Poi sembra che cambio io nota, cambio un pochettino, però il marranzano è una nota, questo è un La. Il friscaletto ha più buchi, più tasti, quindi più note, come altri strumenti musicali, pianoforte, filarmonica, però questa invece è una nota solamente. Si cambia, faccio cambiare il suono con l'apertura della cavità orale. Stringo la cavità orale oppure allargo tutta la situazione, più aria e meno aria. E sembra che cambi un pochettino la nota, però non è una nota, sono degli armonici. Gli armonici sono situazioni che fanno sviluppare una nota, cioè una nota non è una, è più armonici messi assieme. È un fatto strano, però è così. E sembra che io faccio una scala musicale, invece è sempre un La fisso, solo che facendo il giochetto, vuoto d'aria, riempendo, sembra che passo da note più gravi, più basse a note più acute. Regolazione. Quando me lo
Poi giocando su questo sistema si può creare la tarantella, oppure accompagnamento per tutti i tipi di canzonette che facciamo qua in Sicilia, non solo le tarantelle, qua facciamo pure i valzerini, lanze, scottici, ma diverse cose. Ma quando e come hai imparato? Io ho imparato vedendolo suonare a un mio zio e lo suono da più di 30 anni e ne ho 37 e lo costruisco. Mi sono innamorato proprio del marranzano quando ero bambino e esibendomi quando ero bambino beccavo i primi applausi. I primi applausi mi hanno portato a continuare sempre perché mi hanno invogliato e mi hanno portato a continuare, tant'è che ora costruisco il marranzano, il friscaletto, il tamburello e il nonno del violino che è la lira bizantina, la lira calabrese, è uno strumento medievale e ci muoviamo con quello, musica e costruzione artigianale di strumenti musicali folcloristici nostrani, siciliani. Non resta altro che dedicarti un forte applauso, no? Grazie. Sperando che tu possa continuare ancora su questa strada, perché abbiamo bisogno di gente come te che mantenga viva le nostre tradizioni. Ma certamente, faccio questo e cerco di portare avanti appunto questo. Va bene, mille grazie signore. Grazie a te. Ora, ha venuto qua per vivere e hai una bocca talmente asciutta ora che mi voglio suonare un marranzano. Vai a bere in questa bella fontana. Poi sotto là è il sole. E lui cammina a piedi pure, Infatti ringraziato. Tu stai camminando a piedi? A a piedi qua. Da dove Da sei partito? Troina. Da Troina? Da Troina, piedi e qualcuno che mi ha raccolto per strada, perché forse gli facevo pena carico con Dove chitarra. devi arrivare? A Lonci. Ma come mai questa decisione di percorrere Troina Longe a piedi? Più che altro perché avevo la possibilità di arrivare prima facendo questa strada, cioè di arrivare a Maniace, poi da Maniace arrivare a Cesaro e Cesaro Troina, perché paesani miei lavorano vicino Maniace, a Forestale. E al ritorno mi sono detto, ma perché non provare a ritornare, visto che mi è andata bene l'andata, e ho iniziato a venire di nuovo verso qua. Potevo scegliere di andare, non lo so, verso Santo Stefano, no? Però E poi Portella Gazzana ora devo arrivare a Petrusa. a Portella Gazzana per Perusa. Prima di arrivare a Maulazzo o Bevere, poi Portella Gazzana, infatti. casa di Mangalavite, Portella Gazzana, Sì. perché alle case ci sono amici miei che mi aspettano. Bene, buon viaggio, dai, ci vediamo presto! Signori, mille grazie. Buon viaggio. Grazie.